E o golo! Fantástico! É um golaço de Seedorf, o holandês. Velhos são os trapos, não é? O holandês a marcar aqui um golo fabuloso. Capitão do Milan, que golaço de Seedorf. ...35 anos de idade. Esticou-se todo o Ravalha. Enfim, há aqui uma falha de pressão por parte de Martínez. Não acompanhou como devia ser. Deixou Seedorf preparar o pontapé e é um gol. Per il suo esordio Ranieri schiera dal primo minuto Pazzini e getta nella mischia Coutinho, Bisoli recupera Gilet e Diamanti, Di Vaio unica punta, Inter vicinissima al gol subito in apertura all'8° con Samuel che però spara addosso a Gilet. La replica del Bologna 2 minuti più tardi, Soler se ne va, lancia in verticale Di Vaio tenuto in posizione regolare da Chivo, Di Vaio prova a mirare l'incrocio di palle da sinistra di Giulio Cesar, pallone che esce di poco anche Bologna vicino al gol. 3 minuti più tardi, siamo al 13°, Zanetti si accentra il pallone per Forlan che prende la mira, scaglia un esterno destro che va a schiantarsi contro il palo. Gol vicino, gol che arriva al 38°, ancora merito di Forlan che fa fuori Mudingai, pallone in verticale per Cambiasso, la sponda per Pazzini, destro vincente del Pazzo che piega le mani a Gilet, Inter in vantaggio al 38° con il primo gol in campionato di Pazzini, da riapprezzare anche da quest'altra angolazione, l'azione tutta in verticale della squadra di Ranieri. Nel secondo tempo Inter che va subito in avanti con questa incursione centrale di Coutinho, la carambola del pallone che poi arriva a Cambiasso, il tocco sotto, pallone che va a baciare la traversa e ad uscire Inter vicinissima al 2-0. Bologna che ci prova comunque, prova il forcing il Bologna con questo cross di Diamanti pennellato per la testa di Di Vaio, la risposta di Giulio Cesar, soltanto calcio d'angolo per il Bologna. Bologna che trova il gol al 21°, splendida la punizione di Ramirez, altrettanto splendida la risposta di Giulio Cesar, calcio d'angolo sugli sviluppi del corner, Samuel a terra Portanova ed è calcio di rigore per tagliamento per il Bologna. Sul dischetto si presenta Diamanti e fa 1-1 nonostante Giulio Cesar avesse indovinato l'angolo di tiro di Diamanti. 1-1, tutto da rifare per l'Inter, un buon momento questo per il Bologna, Bologna che però va sotto al 35° con Morleo che a terra, pulsione per il bolognese, Milito sul dischetto, 2-1 a 10 minuti dal termine. Il Bologna praticamente esce dalla partita, esce dal campo. I minuti finali sono tutti di marca nerazzurra, nerazzurri che trovano il gol del 3-1, la punizione di Montari, il colpo di testa di Lucio sporcato anche da Antonsson, Beffagliardi che nel corso della ripresa era entrato al posto di Gilet, infortunato. 3-1 Inter con il gol di Lucio, termina il match, buona la prima per Ranieri che rivitalizza i nerazzurri. Al Bologna non bastano grinta e coraggio. Buona la prima. Et ben voilà, c'était les résultats des matchs qu'il y a eu hier soir. Je parle sur de Milan AC Siena qui a eu 1-0 et le but qui a marqué, le joueur qui a marqué pour Milan, pardon, et le vieux Seedorf, très joueur, ça fait longtemps qu'il est à Milan, voilà, 1-0. Et le second match c'était l'Inter de Milan contre Pologne en italien. L'Inter de Milan a gagné 3-1. Alors, c'est la dernière vidéo de ce week-end, mais prochain projet pour cette chaîne, c'est l'hymne de Milan que je vais faire bientôt très vite. Bon, prenez soin de vous, ciao, et à la prochaine vidéo, bye.